ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. 2 laboratori di analisi privati chiusi per falsi referti attestanti parametri analitici e microbiologici non veritieri in quanto basati su analisi mai eseguite. 945 kg di prodotti caseari bloccati, attività commerciali sospese e sanzioni per 45.000 euro è il bilancio delle attività di controllo dei NAS di Palermo per prevenire la contaminazione del batterio Listeria. Poliziotte aggredite in questura, interviene il sindacato della polizia per denunciare il grave episodio di violenza avvenuto ai danni di 2 poliziotte aggredite perché donne da un uomo di 28 anni originario del Bangladesh senza fissa dimora. Il sindacato, che esprime solidarietà alle colleghe, chiede pene più severe per chi aggredisce le forze dell'ordine. Un uomo è morto dopo essere precipitato nel costone di Rocca di Cerere di Enna. A recuperare il cadavere del 42enne sono stati i vigili del fuoco con un elicottero e l'uso del vericello. Si indaga sulle cause dell'incidente. Le isole Eolie prese d'assalto da turisti, complice il clima primaverile, l'arcipelago messinese meta di considerevoli gruppi di stranieri. Una delle maggiori fonti d'attrazione è certamente lo Stromboli, raggiunto giornalmente da diverse centinaia di visitatori. Il divieto nel caso della visita del vulcano non frena però tutti gli escursionisti e in diversi si avventurano nella scalata, correndo il doppio rischio dovuto alle esalazioni nocive e alle sanzioni in caso di individuazione da parte delle autorità competenti. Con questa notizia chiudiamo questa edizione del nostro TG, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.